stiamo parlando di truffe e continuiamo su questo filone. Vi abbiamo raccontato della condanna emessa ieri su una finta trader che ha spillato 162.000 euro a 2 famiglie tarantine, ma c'è un'altra truffa, vi dicevamo, che si sta subdolamente insinuando nei condomini di Taranto, un manifesto con un'intestazione del Ministero dell'Interno che invita ad abbandonare gli appartamenti per coloro che non sono residenti per controlli. In realtà nulla di questo è vero, ce ne dà conferma il questore di Taranto, Massimo Gambino, che è in collegamento con noi. Buongiorno signor questore. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per questo mio intervento. Grazie a lei per esserci. Insomma, questore, è una storia che nulla ha a che vedere col Ministero degli Interni, ma l'ennesimo tentativo di probabilmente entrare all'interno degli appartamenti dei cittadini. Beh sì, questo volantino ricorderò a me stesso che era girato anche nel periodo della pandemia, negli inizi del 2020, soprattutto al nord. Qui è arrivato anche adesso, abbiamo fatto un comunicato stampa e sostanzialmente si tratta di una mera truffa ben congegnata, perché qualcuno ci può cadere, magari lasciare la propria abitazione in balia di malfattori, ladri o similari. Tra l'altro, sono furbetti, perché utilizzano anche la carta intestata la presunta, carta intestata del Ministero, copiata ovviamente, e quindi magari una persona poco attenta, già vedendo Ministero dell'Interno ha una credibilità, a quello che c'è scritto. Ma infatti è proprio quello la problematica, è connessa alla possibilità di ripetere in modo fedele e pedissequo il logo del Ministero dell'Interno. Una persona non attenta, o comunque magari un anziano o chi non è ad uso a questi tipi di comunicati potrebbe cadere nell'inganno. Certamente è molto facile questo. Qual è l'invito? È molto facile che avvengano anche situazioni come quelle che stiamo cercando di monitorare anche in questi giorni, cioè tentativi di presentarsi a casa quale dipendente di qualche società addetta al gas o addetta all'Enel, e quindi magari cercare di entrare in casa, come è anche successo nel passato. Qual è l'invito, questore, che rivolgete ai tarantini, alle persone anziane o comunque a coloro che sono sole e si ritrovano magari in questa situazione? Beh, l'invito è sempre quello che già in altre circostanze abbiamo detto, quello di immediatamente avvertire il 113 o il 112, o qualora non fosse possibile un parente immediatamente, quando ci sono questi casi un po' sospetti o troppo facilmente realizzabili, no? Quando vengono a casa proponendo situazioni che possono essere allettanti, poi in realtà si risolvono in delle truffe. Ovviamente, non aprite e chiamate il 113 e il 112, mi sembra che questo anche vada detto. Ci sono dei quartieri o delle zone in particolare, signor Questore, che sono state interessate da questa o da altre truffe, oppure è una cosa diffusa, non possiamo circostanziarla? Guardi, per quanto riguarda il volantino, noi l'abbiamo registrato in un paio di quartieri un po' più periferici, questo sì. Per quanto riguarda in generale le truffe, è trasversale, non c'è un quartiere più di un altro, ovviamente.